andiamo a lavorare. Andiamo che sarà la favola. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride around the open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, ma caricare! Lavoriamo! all the way. Oh, what fun it is to ride around the open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride around the open Tiene sempre la stessa capa. Va a faticare. Uè, e che stiamo io? Forse che fra poco si parte. A proposito, avete visto a Babbo? Sta là, sta urmenna. Maronne, chi l'ha fatto bere? Babbo! 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 Babbuccio! Babbino! Scendete, sono che è 9. Fa freddo Ma fuori. che fa freddo? Noi dobbiamo andare a lavorare. A vigilia di Natale. Noi mamma come già, babbo. Ah, quando mai? Io sto come si bello caldo, mi faccio un bel bicchiere di vino, sto cabra per darci a che storia. Oggi ne parlo però, stavo leggendo logo, il letterino che ha scritto oggi, perché io mi si scriveva la letterina, era tutta un'altra cosa, ma invece scrivete queste cose, una giocata di niente, mi sono gatto. Babbo, ma tu ti devi aggiornare. Oramai si fa tutto online. Ma come? Online. Che sto? Sul web. Non può computer, papà. Ah, ma parlo come te l'ha fatto mamma, ti fa un piacere, noi scrivete le lettere una volta come si doveva, facete buono noi che hanno lasciato cose, ma che imbarattere il tuo paese suo. E dove? In Lapponia. In Lapponia. Ah, perché babbo lei è nato? Come? Io avevo un pallonetto di Santa Lucia, facevo un marinaro. Però una sera abbasciavo il porto, ci vai a pigliare la nave, si imbarca in coppa, non va pure su portare in Lapponia. E poi un marone, senza soldi, senza niente, non è morto di fame, rimane tutto tempo dentro il chiudo là. E si mettete a piscare stocco e baccalà. Poi facete i soldi perché quelli di Natale vanno forte, che lì parte sta vendendo sta cosa e se ne tornava a partire qua tranquillamente. Però la cosa bella quale fu, che tu quelli di Natale che tu pigliai 2 coperte rosse, stava dentro un culo perché faceva freddo mentre vendevo un baccalà e come bene, e stanno a tornare con tipo cappella. Io chiamavo tutti quanti, papà su, era Natale, Babbo Natale, e così è nato. Ma se così è nato Babbo Natale, consegnando stocco e baccalà. Signore, poi facete i soldi, venite a Napoli e se ne a pigliare la nonna, no, a mamma, e si sposarono. E poi pazienza, mettete a fare pazziello. E prendete i soldi, facevano beneficenza, cose, ed ecco la tradizione del Babbo Natale. E non stai in Lapponia, no? Ma stai in Lapponia, poverino, lì su, perché poi morta la nonna. Mamma, In Lapponia si su. Poverino. Che tristezza. Sa che malinconia. Ma legge dopo, poi perché non ho capito niente, le ultime lettere che sono arrivate, viene un po' questa email che dice. Dunque, qua mail, babbo. E me l'hanno ricordato, come si chiamano? Ah, quelle mail. quelle mail. Leggi. Dunque, Eh? qua dice, caro Babbo Natale, per quest'anno non voglio giocattoli, ma solo una bella babbola gonfiabile. Ah, che hai scritto sta cosa? Alfonso da fuori grotta. E quanto hanno te? 64. Ah, va bene, va bene. Leggi che sta, dai. Allora, questa qua. Scusate, Leggete sta lettera, non so che vanno. Ah, scusa, a letterini, credo non c'è capo. Già cagnasti in lei, leggi tu a papà, leggi. Giulio di 8 anni, caro Babbo Natale, potresti portarmi un trenino elettrico Lima e una pista Dromocar? Bello sto creatore, bravo, come che questo è il giocattolo vero, il giocattolo genuino, o trenino lì e la pista di Ramacari. Babbo, ma non si fanno più. Perché hanno chiuso il fabbrica? A qua fabbrica, non si fanno più, ma si gioca con la PlayStation con l'iPhone. Ma che sono sti stronzati, che sono giocattoli veri, Ma non si fanno più, ma babbo. quando è datata sta lettera? Natale 1965. Ui, i stanno arrivati in anticipo, e poi dici che i posti italiani non funzionano. Che sa da fa per campare? Uè, ya! Dunque, avete fornuto? Mi raccomando, ma che arriva babbo fate finta di essere vere renne. Capone ci ha capito perché mi fa stufare. Come perché? Tu lo sai babbo com'è, quelle all'antica, o ancora a slitte che renne. Ma quest'anno l'associazione animalista ci ha vietato di usare le renne. ma papà sta aggiornando un po' però, Babbo, ma perché pure vado a te? Ma chi il babbo si chiama? E ti raggio pure. Forza, posizioni! Posizione, Andiamo a andiamo a Ecco. Schifezze tutte e renne. Babbo! Babbo! Non venite, apri le presse.
Quindi si può fare sta vita, stiamo prendendo così bella. Ogni anno è questa. La notte di Natale esce e va a fare Natale. Va bene, eccoci qua. Oi. Così che è una bella notte di Natale, bella nevicata, la neve. Ma che fa questo coso? Come che già fa? Che si vuole più di questo da viaggio? Ma qua più di questo, non so più. Come non si chiara e metti me a giocare? Stanno tutti in tuo carretto. Come in tuo carretto? Ma che stanno cantando? Uè, e basta. Ma che è sta cosa? Che è la canzone che ci hai imparato tu? Cinque ombrelli. Ma qua Jingle Umbrella, Jingle Bell. No, è più bello che là. Vai, vai. Babbo, lo sai che siamo troppo pesanti? E non ti mettere a dieta, no? È fornuto! È fornuto! È pure la neve. Vabbè, ma che sono sti rumori? Ma che ne sa, cercare, vederlo così. Aspetti, non ci fermiamo noi. Guarda qui, ma che è una macchinina. Che succede? Che è successo? Un bullone della rozza è finito e faceva rumori in platone. Che mi diste? Era un rumore. Come? Stai chiamando Buonasera. Buonasera, non tengo i spicci. Ecco, bravo, polizia. Ci abbiamo fatto il lavaggio, tutto a posto. Ci siamo vestiti da carnevale. Come carnevale? E datemi i documenti, Datemi i documenti. Prego. Ma che è? Ma che ne sai, babbo, a parachista. Scendete, Oh. Ma sta tutto a posto. Scendete, non tenete assicurazione, non tenete tasse, non tenete niente. Ma no signora, Tenete pure la scignatella in coppa, o cofano. Ma è un elfo, non è che Vince, chiamano poco un carro attrezzi, il signor Natale Babbo, poi, non tiene niente. Ma qua carro attrezzo. Natale babbo. Che ma questo è Babbo Natale. Che sto dicendo? Babbo Natale. Possiamo fare una foto, la manda a mia madre. Ma come no? Scendi, facciamo una foto con un brigadino. Facciamo una scignatella, Vieni tu. facciamo una scignatella. Facciamo una bella foto. Che piacere, per Mi piacere. metto, Vieni, che dà? mettiamoci, mi metto, Sì, mi mettete metto qua, Mettetevi qua così. Sì, Pronti, vai con surf, vai. Oh, ma indovina chi ho incontrato? A Babbo Natale. Buon Natale. Ma che bevuto stai in servizio? Ma non mi credi, ho fatto la foto, mo te la mando. Ciao. Perché siamo andati troppo bene. Quello come minimo ci dovevano sequestrare la macchina. Quello ci hanno solo detto di togliere i carrelli. Meno male che si è portata a casa Totonno. Totonno, un elfo, Totonno. Non hai idea. Comunque ci ha fatto proprio un bello piacere Babbo Pasqua, se non era visto, ovvero che sta macchina che era proprio sequestrata, quella è da scasso, non era niente a posto. Però almeno ci è servito per stasera di Natale. Sei voluto un coraggio per piazzare sta macchina, babbo. Ma di chi? Ma non era meglio mezzo di mamma, che scopri un mese faceva. Scopi che la befana di mamma, ci manteneva, già mantenuto la slitta, ci manteneva a scuola. Ha fatto un bel piacere e va ricambiato Babbo Pasqua, bravo. Ho capito. Babbo, ma che fa Babbo Pasqua nella vita? Ho fallito, fallito totale. I miei che non gli fa concorrenza a me o non, portava i giocattoli a Pasqua. Tu sapevi, porti signore giocattoli Pasquale, ma qua non ci sta nessun Pasquale, ci chiudeva una porta in faccia e portava i giocattoli a casa. Babbo, ma che c'è zecca? Esiste pure chi si chiama Natale. Ma non avevi giocattoli a Pasqua. Babbo, perché ce l'hai? Ma lo metto là. Là. Mi sono spiegato? Sì, che babbo. Facciamo il mio solito tuo, ma appena entriamo, prendiamo un bambino, un regalo e ce ne scappiamo, ce ne andiamo via, che a me fa presa, è una notte di Sì, lavoro. signor. Consegniamo il pacco e ce ne andiamo. Mi raccomando, non ti trattevi, la voglioncella che ti piace, metti vicino all'albrinata e prendiamo No, te. no. Veloci, Veloci. senza trattenerti. Mi Andiamoci, raccomando, andiamo. sì, bravo. 10. Maradona. 17. 71. 71.
Higuain! Non ce l'abbiamo. Non ce l'ha, se ne andava. Meno male, sai, un altro Natale quest'anno, un altro Natale. Babbo! Dite. Bevete un po' di vino. No, grazie. No, dovete prendere, una patata. Quando vi stimo non posso bere, dobbiamo andare via, dobbiamo... No, non dovete bere. Ma perché? Se mi facete pigliare la colla. No, è che tu faccio anziché manifesto. Colla, mi pigliare la colla. Ah, vi prendete... No, allora, giusto per assaggiare. Dovete bene. Questo lo faccio con i miei piedi. E diciamo non volevo. Ma giusto per... Giusto No, per... giusto bene, Basta, basta. Questo fa sangue. E basta che non Vedi, tu lo so, se no vado a bere. A rapidavo, non si vede la bocca. Ma facci da fuori, piano piano. Come? È buono. Ascoltando. I piedi non si sentono proprio. Non si sente. Bene, babbo. allora noi ce ne andiamo. Arriva. Ecco, ce dobbiamo andare. Signore, ti siete dimenticati? Ah, io Grazie, grazie. è me. Che me ha sta? Coppa lui, tieni coppa lui. Che vi siete dimenticati? Che devi Bambino. Ah, e ci sono bambini salati, dove sei a mezzanotte? Non questo bambino qua. Oh Gesù! Appunto. Per quale Ma bambino? come Gesù bambino? Eh. No, Gesù! Esclamativo. Bambino, ma bambina mia! Ah, siete partoriti voi? Tanti No, anni. no, dicevi il bambino è vostro! Bambino E mia, sì, Gesù, certo mia. No, Gesù! allora, Diego Armanta. Diego Armante. Diego Armante. Te ne dà una ciolina piena. Ma quello che non si può. Diego Diego Armante, figlia. Diego Armante, come... Diego, vieni qua. Diego. Diego, vieni sono qua. tu io. No, non so, è quello là. Ecco qua. Guarda quanto è bello. Quando è bello, quando è Quanto due che gocce bello, d'acqua, eh. due gocce d'acqua. Guarda è figlio per la stessa stampa. E allora, che vi siete dimenticati? Mi fai gli auguri al bambino. No, grazie. Un regalo. Oh, e mi dovete Sì, no, scusare. che siete venuti a fare? Ma mi devo venire a fare, perdonatemi. Non preoccupate. Sono salvanuto, non vuole fare papà. Ecco qua. Ma ce ne possiamo andare, grazie. Avete fatto quello che dovete fare. Siete bene. Sentite, mi ha fatto assai piacere. Piacere mio e nostro, grazie. L'anno prossimo, mi ricordo, che Sì, grazie. Juventus. a maglietta della Juventus. A maglietta di Maricola, che sempre. Babbo, ma che hai fatto? Come permetti? Ma siamo gente seri, siamo gente onesta, a casa mia non mi ha rubato. Ma che... Noi siamo i figli del Vescovo, via, chi siete figli? Figli di zoccolo, papà. Tata zitta, ma si sente mamma. Sei Non le dovete andare. Aspettate un momento, aspettate. Aspettate, voglio una, capito male. Capito male? Bimba, senti, bimba babbo, senti babbo. Allora, questa maglia non è la maglia della Juventus. Questa qua è proprio la maglia dei carcerati, dei Meriù. È la stessa cosa. Sentite, non trovate il pezzo a colore. Ma che ne bianco e nero? Non trovate la pezza a Ma colore. la pe- Facci due spirito. No, ma non la dai. Ma ce ne Però andiamo. dovete andare in questo No, mi momento. piace, No, vabbè, me la dai, vabbè. E state vi propongo. Arrivederci. Allora, andate a casa mia. Ma tu non è meglio. Oh, giù. Si mette una zoppa. Quante per Il guagno non per me. Che si dice? E dicete insieme a me. Vuoi vita, vita mia. Non c'è. Si ha avuto pure io, si ha avuto. Anna che beh, scrivi a Befan, a chi se non voglio vedere giù. Guarda che ha portato, ma non si vede un capitolo, ma non si può. Mi chiede regale, E ma come volamo che non può camminare senza slitta? Che vuoi volare, babbo? Ecco ma sai, la macchina vola. Ah, macchina avanti. Perché non può? Non può. Allora è meglio la slitta. Ma come gli ha slitta? Ma come sai, ma che perché sanno se gli coppie di camicia da tutti i Ma giocatori? che vuoi sai? Gli la porta tras. Tra la porta. Gli la porta. Io la porta, facciamo tutta la serata porta a porta. Ma è Bruno Vespa. Che c'è zicca la Vespa? Dirà la panna. Appunto, sta la panna, dice a ziccare. E perché vuoi la Vespa? Ma non sai, ci va, babbo tras la E come te la si? Ma stai chiuso. E va, chiama signore. Ah, signora, è arrivato! La rotina, vuoi fornire o Ma no? come forbici, che fa con la Ma rotina, che mo? cafone, Ma babbo. cafone! Oh mamma mia, come si trasa? Vai là e suona. Ma sono senza la chitarra. Ma qua chitarra, non Oh, serve. ma e come trasa? Vai là e suona la campanella.
Babbo, campanello da casa. C'è sta, c'è sta. C'è sta, che sa, ci va a vedere. Allora facciamo una cosa, andiamo a una porta per tre sì, tu pigli che la scala, e sai che con cammino e butti il giocattolo là, i trasi a casa. Con poco cammino, non si scema, babbo. Guarda, la tradizione va rispettata, i giocattoli Babbo Natale butta in due cammini. Piglia la scala, sai che con cammino, resti il giocattolo a casa, vai, Ma brea. mi raccomando, va. Ma io che faccio? Guarda la macchina. Ragazzi, prego, ammirate. Mamma, vai tu! Che avete combinato? Beh, non si pulisce da solo, no di certo. Rapidi, rapidi. Ma prego, Babbo Natale, si accomodi. Grazie, Ma grazie. che cosa meravigliosa, grazie di essere venuti. Grazie. Ma che bello che è qua. Prenda un dolcino, eh? No, grazie, non posso. Non posso. Ma sì, lo prenda. Ma insiste perché Natale. Ma perlomeno uno. Ma no, uno per Natale l'accetta, per fare giusto piacere. Giusto Che per Natale. bello. Allora su quel dolcino adesso noi ci mettiamo un po' di vin santo. No, vino no, non me ne faccio Ma vin adesso. santo è nostro, lo facciamo noi nella nostra terra, guardi, è Vin buonissimo. santo. Ecco qua. Proprio Vin giusto per santo, Babbo accettare. Natale. E che santo è? Santa Claus. Sant'Antonio! In che senso? No, nel senso che è fortissimo, Sant'Antonio, sono tutti santi qua dentro, mamma mia. Che peccato. Ah, che Perché? peccato che non c'è mio marito. No, e come va? Perché? È al lavoro. A notte di Natale? Ah, E che lavoro fai, scusate? lui è vigile del fuoco. Che bella cosa, signora, lei deve essere orgogliosa e fiera del lavoro di suo marito, di appartenere a questa categoria di uomini che per queste festività lavorano mentre noi festeggiamo, che questa è gente che ci tutela, ci difende, serve la nostra salvezza, la nostra sicurezza. Brava signora, brava, complimenti, veramente complimenti. Loro sì che sono uomini coraggiosi, senza paura. Cammino, Carmine, che ho paura. Mannaggia, capadoi, si è fissato due camini. Ma c'è un altro Babbo Natale. Certo, due bimbi e due babbi. Ah, che cosa bella, grazie. Bambine, venite a vedere chi c'è. C'è Babbo Natale. No, ci sono due Babbo Natale. Venite. Ah. Bimba e babbo, due regali, Grazie Babbo Natale, grazie di essere venuto. Grazie anche a lei, grazie mille. Noi andiamo Sì, a certo. vederci Volete un altro No, biscottino? non posso, mi fanno tutti i giri di Natale. Un poco di vista. Non basta così, che va a te. Gentilissima, cosa? Dimmi. Babbo, ma che hai fatto? Io sono Solano. Ma come? E viene qui, fa Babbo Natale. Hai dato regali da maschere ai bambini che ce ne vengono tanto male. E non è giusto. Tu sei un babbo cattivo! Non sei un Natale! Fuori! Immediatamente! E non è giusto Ma che dici, tu vestito nuovo? Ma che vestito nuovo, babbo? Hai visto come si è combinato quello vecchio? La signora chissà quanto tempo non pulizzava il camino. Amore, che colpa mia, siete nuovi cammini sporchi, che c'è sì. Però te sta buono, Cristian. Sta buona. Babbo, chi sta per un vestito da cantò? Donna Antonia. Che è Don Antonio? O vestiti? E carata. Che t'ha Carata. Ma chi t'ha dato vestito? Ma chi t'ha dato sto vestito? E tu hai Don Antonio, ma che mi ha dato vestito? Chi t'ha dato sto vestito? Babbo, sto vestito mi va stretto. E non fa la dieta, no? Va buono.
Bus. Così si bussa. Quando darà? Quando darà? Che cagnato. Buon Natale! Prego, chi siete? C'è posta per te. Carme, ma che è scritta Maria De Filippo? Ma che si scemo? Scriveva De Filippo. Il suo alfabeto. Ma guarda Filippo, io sono Babbo Natale. Ah sì? Io sono Donald Trump, il presidente americano. Signore, ma è vero, chiamate vostro figlio. Ah, mio figlio. E che solo mio figlio poteva tenere due amici scemi come me, bu. Vittorio, vieni a qua, vieni. Stanno due scemi che possono parlare con te, E voi chi siete? Che volete? Come dice, abbiamo portato il regalo di Natale che hai scritto tu nella letterina. Ma come? È scritta la letterina a Babbo Natale? Papà, ma che vi pare? Non poteva scrivere la letterina? Ma come si può fare? Chi sta a questa età? Crede ancora a Babbo Natale? Ma tu sei tutto scemo! Ma lascio sta, chi le guaglione? Ho capito? Ogni cosa che succede in questa casa sa pigliano con me, sa pigliano. Guaglione! Chi ne tiene 30 anni? 30 anni. 30 anni! E stai ancora con mamma e papà? E se chi non sono vanno? No, vi voglio bene, tu ce la faccio giù. Tu te ne vai a casa. Ok. E bu? E u? E do? Sì. Vieni! È pure Natale! Guardate, la notte di Natale, guardate. Babbo Natale! Babbo Natale! Che passa? Vi siete dimenticato qualcosa? Ma che cosa? Il regalo! Ma vaffanculo due patate! Stanchezza. Che nottata. Mamma, babbo. Che nottata. Sembra la la stessa notte di storia. Natale. Che nottata. Ma tu sei Babbo? Sì, bimba, dimmi. Ho fatto tardi a mandarti la letterina, te la do adesso. Leggila. È bella, bravo, vedi? Non si fanno sulle mail, ci sta ancora chi scrive la letterina. Brava. Caro Babbo Natale, per quest'anno non ho bisogno di regali, pertanto non te li chiedo. Vorrei solo ritrovare l'amore negli occhi dei miei genitori. In quest'anno sono successe molte cose brutte. Mamma e papà hanno divorziato e quando si incontrano non fanno altro che litigare per me. La mia nonna non la vedo da tanto, è stata chiusa in un ospizio perché mamma diceva che per casa dava fastidio. A me piaceva tanto sentire i suoi racconti, che sono per noi bambini esempio di insegnamento. Papà invece è stato licenziato 2 mesi fa da lavoro. I miei, quando si incontrano, urlano sempre e io ho paura. Oh Santa Claus, se esisti davvero, aiutami e portami tanta serenità. Baci, Claudia. Che bella. Vieni Claudia, vieni qua. Ma allora esisti davvero? Certo, Babbo Natale esiste davvero. E nessuna fiaba, nessuna favola può tenerlo nascosto nel cassetto fin quando in ogni uomo esce fuori il bambino che è chiuso in sé. E solo così si eviteranno le guerre, si eviteranno di avere politici corrotti, gente cattiva, malvagia, invidia. Solo così riusciremo a scoprire e a rivedere l'amore, quel grande sentimento che ci fa voler bene gli uni agli altri. Solo così possiamo continuare a dire che c'è una vita di fratellanza, quella vita che serve del sociale, dove non c'è povertà, ma l'uomo ci vuole bene, proprio come quel lieto fine di una bella favola raccontata dalla nonna. Babbo, ma che dici? E io sono Zallanù.
Christmas. Feliz Navidad. Buon Noel. Natale. Buon Natale! Buon Natale. Dalla Cicciolotti, buon Natale! Da Napoli, tanti auguri di buon Natale. E da te? Buon Natale!